Ben ritrovati dalla redazione. Per il terzo anno consecutivo il bilancio del Comune di Trieste è stato approvato entro i tempi record del 31 dicembre precedente. Ieri, nel corso di una conferenza stampa in sala giunta, è stato pertanto possibile presentare i risultati conseguiti nei primi 60 giorni di gestione finanziaria del 2025, presenti il sindaco Roberto Di Piazza, l'assessore alle politiche finanziarie Everest Bertoli e il direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazione e Attività Economiche Vincenzo Di Maggio e il direttore generale del Comune Fabio Lorenzutte. I prodotti di punta come il prosciutto di San Daniele e il vino si collocano in una fascia di mercato con consumatori disposti a pagare prezzi elevati. Un eventuale dazio non sarebbe positivo, ma il settore ha gli strumenti per risponderlo. A sostenerlo è stato Stefano Zanier, assessore all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, regione con notevole produzione di prodotti agroalimentari ed enologici. Zanier è intervenuto a un incontro sulla situazione del settore agroalimentare in regione. I vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone, supportata dall'autobotte dello stesso distaccamento, pilotobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale, per un incendio di un tetto in legno con impianto fotovoltaico a San Pier di Sonzo. I vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono immediatamente sincerati che tutte le persone residenti nella casa interessata dall'incendio fossero già uscite dall'alloggio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a fermare le fiamme prima che intaccassero il tetto delle abitazioni adiacenti. Sport calcio, Triestina Pergolettese si giocherà al Rocco domenica 9 marzo alle 15 invece che alle 17:30. La disposizione diramata dalla Lega Pro è arrivata in virtù del provvedimento emanato dal prefetto di Trieste Pietro Signoriello in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica. Triestina Calcio 1918, così la società, informa i tifosi che hanno già acquistato il biglietto per assistere alla partita che il titolo d'accesso rimane naturalmente valido e non necessiterà quindi di alcuna modifica, nonostante lo spostamento di orario. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno, non sono escluse delle foschie notturne sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto, marcate escursioni termiche giornaliere su pianura e valli e zero termico a circa 2400 metri, venti deboli a regime di brezza. Temperature in pianura minime fra 0 e 3, sulla costa fra 6 e 9 gradi, massime in pianura fra 17 e 19 e sulla costa fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.